Buonasera a tutti, seconda puntata di Veneto la famiglia e di casa. Anche questa sera vogliamo parlarvi di famiglie e di minori, in particolare vogliamo parlarvi dei servizi per l'infanzia. Si sa, ormai quasi tutte le famiglie, c'è la mamma e il papà che lavorano, bisogna sistemare i bambini nelle strutture pubbliche e private, magari vicino a casa. Lo facciamo assieme a due ospiti, l'assessore Stefano Valdegamberi, assessore alle politiche sociali della Regione Veneto, e a Laura Nardini dell'Ufficio Politiche e Coordinamento Piani e Programmi Familiari. Intanto grazie di essere con noi. Grazie a voi. Un sistema di servizi per l'infanzia che funziona, assessore, un servizio che possiamo dire positivo, stando anche ai numeri che poi magari la dottoressa Nardini ci racconterà, numeri positivi, strutture sì. Ce ne sono. Sì, certamente la nostra regione si colloca tra quelle regioni che sono più attente nei servizi all'infanzia, soprattutto alla prima infanzia a livello nazionale, e quindi dà risposte più possibili adeguate, certamente migliorabili per l'esigenza della famiglia di conciliare i tempi del lavoro con quelli della famiglia. E da noi ormai gli obiettivi di Lisbona si stanno sempre più avvicinando. Lisbona, i paesi dell'Unione Europea hanno posto come obiettivo entro il 2010 di raggiungere il 33% della popolazione 0-3 anni in termini di copertura di servizi, quindi soddisfare almeno il 33% della popolazione. E noi siamo molto sopra il 20%, con gli ultimi servizi anche attivati, tipo i nidi in famiglia e quant'altro, la percentuale sta aumentando sempre di più, e insomma siamo una delle prime regioni, se non la prima in Italia, in termini di copertura di servizi, di offerta di servizi. È un'offerta da noi molto variegata, in quanto molto differenziata. Ci sono servizi che nascono sia statali, gestione statale, altri, la maggior parte sono servizi che nascono dal privato sociale, pensiamo dall'associazione di genitori, dal mondo religioso, e sono servizi che vengono fatti da soggetti che si pongono in rapporto di sussidiarietà nei confronti delle istituzioni pubbliche, e che sono una vera ricchezza, in quanto rappresentano veramente la partecipazione nel dare risposte ai bisogni dei cittadini dal basso della società. Sono le famiglie che si mettono insieme, e dove questi servizi, oltre ad essere anche un servizio al bambino, è un servizio indirettamente anche alla famiglia, perché abituano le famiglie a lavorare insieme, a costruire insieme un progetto educativo per i loro figli, dove c'è il presidente, il comitato di gestione, ci sono i genitori che si danno da fare per fare la pesca di beneficenza, per fare la raccolta fondi, per mettere insieme, ecco, c'è veramente una piccola una comunità che si cresce e si costituisce attorno al bambino, quindi è un servizio che ha una valenza oltre che socialmente utile per il bambino, e anche socialmente utile per la società e per la famiglia. È una scuola di vita e di comunità per tutte le famiglie. Ecco, questo è decisamente importante. Tra l'altro so che la Regione Veneto prima, tra le altre regioni, ha voluto certificare anche queste associazioni, i nidi, gli asili, con una sorta di marchio di qualità, è così? Sì, è una sorta di marchio di qualità che nasce proprio dall'impegno che la Regione ha avuto sin dal 90. È una Regione che ha predisposto una norma che definiva bene quali dovevano essere i servizi e i progetti sui servizi. In questa maniera è stata la Regione stessa, ancora dal 90, ad autorizzare il funzionamento di questi servizi, previo però la presentazione di un progetto relativo a tutto il servizio, dove anche sin dall'inizio, cioè già dal tempo, è stata data attraverso la normativa una posizione rilevante alla famiglia, alla funzione della famiglia, in modo tale che anche il progetto e i servizi fossero pensati in funzione della famiglia. Dopodiché con la storia e l'evoluzione la legge statale ha obbligato tutte le regioni a normare l'autorizzazione all'esercizio e al funzionamento anche di questa tipologia di servizio oltre ad altri, e la Regione Veneto, diciamo, è stata abbastanza pronta. Dico abbastanza perché non è così semplice, però è stato un passo importantissimo, perché la legge del 2002 della Regione, la 22 del 2002, ha consentito di obbligare praticamente tutti i servizi, pubblici o privati, a sottostare a questo processo di autorizzazione all'esercizio e o di accreditamento, in maniera tale che fossero rispettati i criteri minimi
per poter erogare questa tipologia di servizio, mentre fino a prima di questa norma purtroppo chiunque avesse voluto aprire un servizio alla prima infanzia l'avrebbe potuto fare. La funzione di un percorso di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento è importantissima soprattutto per il cittadino. Certo, perché una garanzia di qualità. Esattamente, così il genitore nel momento in cui sa che questo servizio, grazie appunto anche ad una targa che noi diamo, soprattutto per chi si sforza ulteriormente di capire e andare incontro alle famiglie, costruendo insieme alle famiglie il servizio, il fatto di premiarli fa sì che il genitore possa riconoscere i servizi che si sono rispetto al pubblico impegnati ad erogare il servizio secondo degli standard minimi che sono, va sottolineato, sono minimi, proprio tenendo conto della natura del bambino, delle esigenze psicologiche e pedagogiche del bambino e della realtà in cui vive. Questo è importante. A questo proposito vediamo anche un servizio realizzato dal nostro corrispondente da Verona Gianfranco Tommasi a Bussolengo. Siamo andati a vedere l'asilo, il centro infanzia Piccolo Principe di Bussolengo, vogliamo vedere come funziona e com'è. Silvia, perché ha scelto questo nido? Ma innanzitutto questo nido mi era stato consigliato da una mia amica che a sua volta aveva portato il suo bimbo e sapendo che lei è una persona molto esigente è il primo posto che sono venuta a vedere. Poi facendo il giro proprio del nido, vedendo le maestre come si comportavano con i bambini, la struttura e tutto quello che c'era, sinceramente ho pregato che ci fosse posto per lasciare qua la mia piccola. Avendo avuto modo di vedere gli altri asili presenti sul territorio di Bussolengo, ho trovato questo il migliore in merito all'organizzazione interna, sia delle classi che come struttura, e anche hanno uno staff di insegnanti che secondo me è molto preparato, oltre all'offerta formativa che danno, che quella è molto ampia. Il centro infanzia Piccolo Principe risponde alle esigenze socio-educative delle famiglie di Bussolengo, grosso centro agricolo-industriale dell'Interland veronese. In particolare soddisfa quel bisogno ormai imprescindibile di dare ai figli la continuità di quel sostegno educativo che manca nelle ore della giornata in cui i genitori sono fuori casa per ragioni di lavoro. Piccolo Principe è un centro infanzia che è nato una decina di anni fa qua a Bussolengo e vede quindi la continuità pedagogica sulla fascia 0-6 anni, per cui abbiamo un nido che prende i bambini dai 3 mesi fino al compimento del 3° anno e una scuola dell'infanzia dai 3 ai 6 anni. Il servizio che propone il Piccolo Principe, in armonia con le direttive e le linee guida della legge dell'Osservatorio regionale sull'infanzia e l'adolescenza in materia di educazione dei primi anni di vita, si realizza con l'integrazione e nello stesso tempo con la fusione tra i centri infanzia e materna. Si realizza attraverso la continuità pedagogica e anche grazie al fatto che la struttura, essendo ampia e collegata tra nido e scuola dell'infanzia, attua una serie di percorsi pedagogici che portano i bambini dell'ultimo anno di nido a fare dei laboratori, comunque a venire fisicamente nella zona della scuola dell'infanzia per prepararsi a quello che sarà il passaggio poi successivo. Per cui c'è questa continuità sia educativa con le educatrici che accompagnano nel percorso dei bambini il loro gruppo dall'ultimo anno di nido al primo anno di scuola dell'infanzia e sul fatto proprio che si attivano tutti dei percorsi circolari durante l'anno educativo. Il Piccolo Principe rappresenta per il territorio una novità, qualcosa insomma di diverso da analoghe realtà a gestione pubblica. Che cosa in particolare lo distingue? Allora, il Piccolo Principe è una struttura che ha sempre attuato una politica di grossa flessibilità oraria, di calendario scolastico, di opportunità anche di modulare una frequenza su quella che è un po' la richiesta dell'utente. Questo soprattutto perché negli ultimi 5-6 anni sono cambiate sicuramente le esigenze delle famiglie che per esempio frequentano moltissimo anche durante l'estate, quindi siamo aperti tutto l'anno per 12 mesi. Sul discorso orario sicuramente è una grossa opportunità per quelle mamme che non hanno il part-time e che quindi non riescono a venire a prendere i bambini alle 4. Consideri che siamo aperti dalle 7:30 alle 18:30 anche con la scuola dell'infanzia e questa è una cosa sicuramente, una peculiarità che non si riscontra
comunque facilmente sul territorio, per cui sostanzialmente è nella flessibilità del servizio. E poi anche nella proposta educativa, perché per esempio abbiamo il discorso dell'inglese, è una scuola dell'infanzia che vede l'affiancamento di insegnanti di madrelingua inglese a quelle italiane, i percorsi di psicomotricità, è un'altra peculiarità della nostra struttura, per cui le educatrici sia del nido che della scuola dell'infanzia hanno portato avanti dei percorsi personali di formazione che le hanno portate a essere psicomotriciste, per cui all'interno della programmazione normale si affiancano delle figure altamente professionali. La struttura del Piccolo Principe accoglie i bambini sino all'età di 6 anni e nel quadro di una politica educativa della prima infanzia concorre con la famiglia alla loro formazione. Vediamo in quale modo, qual è il cardine e i principi su cui si fonda il rapporto educativo. Allora, innanzitutto la centralità del bambino, l'importanza del bambino, quindi di tutti i suoi percorsi di crescita, e quindi il discorso motorio, l'affettivo e relazionale. E tutto questo poi è tradotto in proposte educative concrete in sinergia con tutto lo staff educativo, quindi psicomotriciste, psicologhe e pedagogiste. Missione educativa e servizio sono questi i principi ispiratori e centralità del rapporto educativo del Piccolo Principe verso i bambini, senza distinzione di etnia, sesso, razza, lingua e religione. Tutto ciò in considerazione delle recenti grandi trasformazioni avvenute nella nostra società. In questa realtà il processo educativo in quale contesto pone il bambino? Il bambino è proprio al centro, esattamente, e seguito in tutto il suo sviluppo, anche perché si sa benissimo che è un'età molto delicata, a volte è proprio il primo distacco dalla famiglia, quindi è proprio il centro di tutte le nostre proposte e attività. Una linea educativa certamente aperta alle nuove esigenze della società multietnica, dove culture diverse tentano di integrarsi con successi e insuccessi, dove i bambini non devono essere vittime ma protagonisti, anche nel confronto con gli adulti, in questo caso con i genitori. Allora, ha un ruolo attivo, hanno la possibilità di avere uno sportello aperto con la nostra psicologa, quindi la nostra psicologa si mette a disposizione una volta al mese per poter parlare con i genitori. Ci sono serate a tema alla sera per loro su argomenti importanti, il pianto, il morso, i capricci, l'alimentazione. Ci sono poi vari laboratori, anche mamma-bambino, quindi predisposti proprio con la presenza sia della mamma che del bambino, coordinati dalla psicologa. E poi tutti i vari incontri che promuoviamo anche con dottori, pediatri, eccetera. Quindi un ruolo attivo, ovviamente già dall'inizio, in quanto deve essere proprio anche il genitore che accompagna il bambino al nido, quindi in fase di inserimento è proprio all'interno della struttura, accompagna proprio gradualmente il bambino in questa nuova avventura. L'azione pedagogica ed educativa che si realizza all'interno del centro infanzia dipende dalla formazione e dalla capacità del personale, a cui i genitori affidano i figli. A conclusione della presentazione del Piccolo Principe, cerchiamo di conoscere questo delicato aspetto. In realtà il genitore affida quanto di più prezioso possiede e sicuramente il nostro personale non è importante, è fondamentale ed è tutto il valore di questa struttura. E devo dire che ci è stato riconosciuto anche in fase di accreditamento un grosso affiatamento, un team sicuramente dove c'è una forte coesione e una forte motivazione. E senza ombra di dubbio la formazione sia curata a livello societario annuale, ma anche la passione e l'interesse extra orario di lavoro di tutto il personale che ha voluto comunque portare avanti dei percorsi professionali, individuali, quali appunto le scuole di psicomotricità piuttosto che altre cose, è un valore inestimabile per chi affida i bambini a una struttura che sia essa privata o pubblica, e questo emerge nella quotidianità. Proprio anche il supporto che viene dato al genitore in questo percorso, l'informazione corretta, il fatto di dare comunque un sostegno è direi veramente il valore aggiunto di questa struttura.
Abbiamo conosciuto la struttura del Piccolo Principe di Bussolengo, questo è solo un esempio ovviamente di tutti i servizi offerti dal territorio. Tra l'altro pensavo che oltre a questo ci sono per esempio anche i nidi nelle aziende, Assessore, o anche il discorso delle famose mamme che diventano mamme di tanti bimbi. Sì, c'è un'offerta molto differenziata e abbiamo cercato negli ultimi anni di sviluppare appunto un'offerta che sia anche proprio veramente a servizio delle esigenze della famiglia, sia la famiglia che lavora, magari avvicinando anche, inserendo i nidi nel luogo, i nidi e le scuole per appunto di infanzia vicino all'interno dei luoghi di lavoro, come i nidi aziendali, dove sono nati diversi nidi aziendali nella nostra regione, che avvicinano quindi la mamma che magari a 2 passi da lì lavora e poi si ricongiunge si mette con il proprio bambino la sera o la mattina quando viene accompagnato lì. Ma abbiamo anche l'esperienza dei nidi in famiglia che non vuole essere un servizio, diciamo, al sostitutivo, alternativo o meno qualificato rispetto al servizio di nido. Può essere un servizio che risponde a delle esigenze che il nido strutturato non riesce a dare. Ci sono delle località, penso dalle mie parti, io sono montanaro, della montagna, dove i numeri sono molto ristretti, sono molto limitati, dove è difficile istituire un nido. Ecco che in quelle realtà lì, oppure se non, le famiglie sono portate comunque a fare parecchi chilometri per avere questo servizio, allora i numeri sono 2, 3, 5, 6 bambini, ecco in quel contesto lì si prepara una mamma e si fa sì che il servizio venga dato a livello familiare, oppure possono essere realtà dove anche nella città dove le richieste sono molto elevate, ci sono liste d'attesa e quindi occorre dare un servizio aggiuntivo e magari differenziato, flessibile, maggiormente flessibile per quelle persone che non riescono a raggiungere l'offerta, quella tradizionale. Quindi questo è importante, diverse forme a seconda un po' delle esigenze delle famiglie e tenendo sempre naturalmente al centro il bambino. Sì, va detto che proprio come dicevo prima, con la legge del 90 la Regione aveva già individuato varie tipologie. Prima abbiamo visto il centro infanzia, poi sappiamo che ci sono gli asili nido, per lo più comunali, anche data la loro dimensione, poi ci sono i centri infanzia, abbiamo poi i micronidi e poi abbiamo, come aveva detto, anche i nidi aziendali. Diciamo che con questa gamma possiamo pensare di offrire appunto una gamma completa che va a soddisfare probabilmente le diverse esigenze. Nell'insieme proprio la compresenza di diverse possibilità e anche del fatto che sia il privato a poter istituire il servizio sempre che rispetti i criteri di autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento, è il motivo per cui ci ritroviamo a poter pensare di riuscire a coprire entro il 2010 il 33% della popolazione che può usufruire dei servizi. A questo proposito è bene sottolineare che noi siamo partiti a controllare un po' i numeri e la crescita dei servizi circa dal 2000 al 2008 e registriamo, senza conteggiare i nidi in famiglia, un aumento del 312%. Quindi decisamente positivo. Sì, diciamo proprio di sì, tenendo conto anche che oltre ad esserci stato un aumento dei servizi c'è anche una garanzia di qualità, cioè non è solo un aumento di servizi, non sono solo ma numeri, quelli ma c'è anche di la cui qualità. parliamo sono servizi sottoposti ad un buon controllo, per cui siamo passati dai circa 8.813 posti a disposizione per i cittadini veneti nel 2001, arriviamo a 27.557. Qui stiamo parlando sia di 2008. privato che di pubblico. Parliamo sempre di privato che di pubblico, perché la cosa, oserei dire, avveniristica della Regione del Veneto, ripeto, nel 90, cioè non negli anni attuali, ma già dal 90. All'avanguardia che ancora ad oggi la legge del 90 nostra è una legge che è stata un po' all'avanguardia in Italia. Ora questa legge, pensiamo per esempio il discorso delle sezioni primavera.
non è altro che il nido integrato che noi bene o male abbiamo già pensato negli anni 90 come Regione Veneto e che ora lo Stato cerca di sopperire creando quel ponte tra la scuola dell'infanzia alla scuola, sia la scuola di prima infanzia alla scuola d'infanzia. Ecco, io vorrei portare un'esperienza mia personale. Io quando ero sindaco, prima di fare l'amministratore regionale, ho fatto 9 anni di sindaco e mi sono trovato anch'io sposato con 2 bambini. A un certo punto nel mio paese, un paese di montagna, non c'era la scuola materna, scuola d'infanzia, ma non c'era il nido. E insomma non volevo proprio andare a portarlo a 10-15 km di distanza, sembrava un po' umiliante un amministratore che porta i propri figli e quindi ho avuto l'esperienza di attivare un nido. In pochi mesi abbiamo attivato un nido, e devo dire un nido integrato collegato con la scuola di infanzia. Ecco, quindi è stata un'esperienza molto positiva, che ho visto veramente anche la partecipazione delle famiglie, è un nido che oggi funziona bene, prosegue bene e credo che sia un buon servizio per le famiglie e credo anche per i bambini stessi, perché nel nido avviene sono servizi molto qualificati, cioè non è un parcheggio il nido. Infatti, non è un parcheggio, abbiamo visto questo servizio che fa vedere quante attività e con quale cura e premura si seguono appunto i bambini. Ecco, è un luogo dove c'è un progetto educativo, dove c'è un percorso, dove il bambino viene abituato ai primi rapporti con gli altri, a inserirsi quindi in un contesto di relazione con altri bambini, e quindi è veramente una scuola di vita. Devo dire che personalmente sono stato particolarmente soddisfatto. Sì, infatti ha detto bene l'educatrice o la responsabile del centro infanzia, i genitori danno la loro perla all'asilo e quindi è giusto che ci siano i posti, ma che sia anche un servizio di qualità garantito e certificato dalle istituzioni, in questo caso dalla Regione Veneto. Io devo interrompere qui la puntata, ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma vedremo di dirle nelle prossime puntate. Ringrazio l'assessore, ringrazio la dottoressa Nardini, ci rivediamo sempre con Veneto alla famiglia di casa la prossima settimana, sempre alla stessa ora, sempre su Telechiara. Grazie dell'attenzione, arrivederci e buona serata.